da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. A Mazara, l'ultimo saluto a Leonardo, il ragazzo di 15 anni precipitato dal tetto di un immobile dismesso sul lungomare. Una folla unita dal dolore questa mattina nella Basilica Cattedrale, tanti giovani e compagni di scuola. Sevizie, soprusi e violenza nei confronti di un anziano preso di mira da 5 minorenni. La polizia di Siracusa interrompe l'incubo che durava da 6 mesi. Gli studenti di Avola con le istituzioni per dire no alla violenza. La mamma della 14enne di origine africana bullizzata dice: fa molto male, non riesco a perdonare. Anche a Monreale si scende in piazza per chiedere giustizia dopo la strage di sabato notte. Un mese fa il femminicidio di Sara Campanella, ieri a Messina la commemorazione, tra i tanti giovani e cittadini anche il fratello Claudio e gli zii. Ancora aggressioni al personale del 118, un'operatrice interviene in via Carnazza nel Catanese, finisce in ospedale, domani sciopero simbolico di 3 ore. Dentro vuota e fuori piena, il paradosso dell'isola ecologica di Picanello a Catania. Nella discarica davanti ai cancelli anche cassonetti di dasti e gema in disuso. Grande successo allo Stadio Massimino di Catania per la 17ª edizione di Un Gol per la Solidarietà, pienone di star del mondo della televisione, del web e del calcio uniti contro il bullismo. Calcio domani al Barbera, si gioca a Palermo su Tirol con i rosanero in cerca di continuità. In Serie C cresce l'entusiasmo per l'esordio del Catania al Massimino nei play-off domenica alle 20 con il Giuliano. Ancora ben trovati, c'erano soprattutto i compagni di scuola e gli amici di Leonardo Titone questa mattina nella Basilica Cattedrale di Mazara per rendere l'ultimo saluto per il ragazzo che è morto perché precipitato sul lungomare appunto di Mazara da un immobile dismesso. Il servizio è di Laura Spanò. Un dolore palpabile, quello che si avvertiva stamane dentro la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, dove è stato dato l'ultimo saluto terreno a Leonardo Titone, il ragazzo di 15 anni morto sabato scorso dopo essere precipitato dal tetto di un immobile dismesso sul lungomare San Vito. Una chiesa gremita soprattutto di ragazzi, i compagni di scuola e gli amici di Leonardo, tutti con i volti segnati dal dolore. Ad officiare il rito funebre il vescovo della diocesi di Mazara, Sua Eccellenza Angelo Giordanella, che si è proprio rivolto a loro, ai ragazzi smarriti ancora increduli per la tragica morte di Leonardo, invitandoli a non farsi abbattere dal dolore. Leonardo oggi non è in una bara, ma è su una cattedra, la cattedra della vita. Leonardo ci dice: non abbiate paura di cercare e di incontrare questo amico del cuore. Dalla Germania per salutare Leo sono arrivate anche la mamma e la sorellina Noemi, profondamente addolorate. Sono state vicine al papà di Leonardo, che non ha mai mancato di ringraziare quei ragazzi che fino all'ultimo non lo hanno lasciato solo. Presente il sindaco di Mazara, Salvatore Coinci. Oltre ad aver indetto una giornata di lutto cittadino, l'amministrazione comunale si è fatta carico delle spese funebri. Intanto rimane il dramma per la morte di un ragazzino, forse anche lui vittima di questa moda che impazza su internet, ovvero i pericoli delle social challenge per la generazione Z, giochi mortali che hanno sempre nomi differenti ma che coinvolgono sempre più ragazzi da nord a sud dell'Italia. È stato trovato morto in un pozzo nella campagna di Salemi, nel Trapanese, l'uomo di cui ieri i familiari avevano denunciato la scomparsa. Le ricerche si sono subito concentrate nella proprietà dell'agricoltore, dove i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita, poco distante l'auto parcheggiata. La violenza giovanile non risparmia nemmeno gli anziani. Vi raccontiamo una storia davvero terribile a Siracusa. La squadra mobile infatti ha fermato e ha identificato 5 ragazzi non ancora maggiorenni che avevano presa di mira un anziano. Per l'uomo sono stati 6 mesi di vero incubo. Sentiamo Francesco Aloi.
Atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. Dovranno rispondere di questo 5 17enni siracusani che hanno fatto vivere mesi terribili ad un anziano. 6 mesi che per l'uomo erano diventati un incubo. Quasi ogni notte i ragazzi andavano nella sua abitazione, diventata il loro punto di ritrovo. Erano riusciti perfino ad entrare dentro casa, forzando la porta d'ingresso. Un anziano indifeso, deriso, è costretto ad ingerire droghe. Gli abbassavano i pantaloni, rasavano i capelli a zero. In alcuni casi hanno anche appiccato un incendio, bruciando alcuni effetti personali. Aveva provato a ribellarsi, ma nulla. I 5 erano sempre più violenti. Un'escalation criminale a cui la squadra mobile ha messo fine. Con l'ordinanza della Procura dei minori di Catania adesso sono rinchiusi in comunità, ognuno in un posto diverso. Ci sono i bulli, l'abbiamo sentito dall'altra parte, però ci sono anche i giovani che scendono in piazza proprio per dire no alla violenza e al bullismo. Andiamo ad Avola, il servizio. Cosa significa oggi scendere in piazza? È un grido di speranza per le generazioni future, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Ad Avola si va in piazza per lanciare un messaggio forte e chiaro: no alla violenza. Tra gli studenti ci sono anche loro, Mami e Michela, le 2 vittime delle aggressioni di sabato scorso. Lei è la mamma della ragazzina di origine africana che non riesce a perdonare. Non si possono spiegare la rabbia che abbiamo, io e tutta la famiglia, veramente. Molto rabbia. Cosa ha provato a vedere quelle immagini? Quelle immagini, tanto io non ho guardato tutto il video perché non lo potevo vedere tutto alla fine, ho guardato solo la metà. Fino ad ora non può vederlo tutto, veramente. Violenza gratuita che ha fatto molto male a tutti. A colpire però è stata anche l'indifferenza. Non solo il gesto è seriamente discutibile, non può accadere ancora nel 2025 un gesto tale, ma soprattutto tanta indignazione per quanto riguarda la gente che si trovava sul posto e filmava piuttosto che intervenire. Non è stato giusto quello che è successo e speriamo che sia stato l'ultimo, almeno nella nostra città. Ci vorrebbero più attenzioni da parte dei genitori, lo dicono gli esperti, ma lo pensano anche i più giovani. I genitori insegnano l'educazione ai figli. E se i genitori non sanno educare i figli, questo accade. Ma si vuole anche ribadire che Avola non è violenta. Questa è la dimostrazione, la reazione viva, compatta, dove forze dell'ordine, istituzioni, associazioni, famiglie e soprattutto genitori fanno squadra. Intanto sotto la lente della Procura dei minori ci sono 5 giovani, 4 ragazze ed un ragazzo. Loro sarebbero gli autori di così tanta violenza. Giustizia per i nostri fratelli Massimo, Salvo e Andrea. Uno striscione con questa scritta: aperto il serpentone di luci, la fiaccolata che ha attraversato ieri sera Monreale per dire no alla violenza brutale che nella notte fra sabato e domenica ha stroncato 3 giovani vite al culmine di una rissa fra ragazzi del posto e un gruppo invece di 2 quartieri palermitani. Sentiamo Marco Gullà. Giustizia, giustizia è l'urlo della comunità di Monreale scesa in strada nella serata di ieri per ricordare Massimo Pirozzo, Salvo Turde e Andrea Miceli, uccisi nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile, durante la fiaccolata che ha attraversato tutta Monreale, aperta da uno striscione con la scritta Giustizia per i nostri fratelli. Dietro le gigantografie delle 3 vittime, oltre alla richiesta di giustizia, sono stati urlati i nomi Massimo, Salvo e Andrea, seguiti dal Padre Nostro e l'Ave Maria. Dobbiamo fare in modo che ogni voce gridi questi nomi, perché dobbiamo riuscire a vincere la paura e ricominciare. Non è una cosa semplicissima, ci vorrà tempo, ma soltanto rimanendo insieme, uniti, potremo imparare nuovamente a camminare, ne avremo bisogno. I giovani di Monreale, questi giovani di cui spesso si parla male, in realtà ci hanno dato una grandissima lezione, ci hanno aiutati a camminare insieme, ci hanno aiutati a pregare e ci hanno aiutati a gridare la speranza. La luce ricomincia sempre dalle scuole, perché laddove ci sono bambini, ragazzi, loro sono la luce e sono la vita. Dobbiamo cercare lo facciamo sempre, ogni giorno, di educarli, rieducarli. La prima
prima agenzia educativa è la famiglia però, quindi a scuola completiamo il lavoro che la famiglia fa e quel lavoro deve essere fatto prima a casa. In tantissimi avevano indosso anche la maglia con le facce dei 3 giovani uccisi e con la scritta "Nessuno muore nel cuore di chi resta". Un mese fa il femminicidio di Sara Campanella, ieri a Messina la commemorazione a cui hanno partecipato oltre ai cittadini anche parte della famiglia, gli zii e il fratello Claudio. Sentiamo. Una comunità che rifiuta il silenzio e la violenza. Il silenzio uccide, Messina fa rumore. Così, con questo slogan, Messina ha voluto ricordare ieri sera Sara Campanella, a poco meno di un mese dalla tragica uccisione della studentessa che ha profondamente scosso tutta la città. Amministrazione comunale e Università di Messina hanno voluto promuovere un momento di raccoglimento e testimonianza contro ogni forma di violenza. Quindi un lungo applauso a squarciare il silenzio, un gesto semplice ma potente. Questo crimine che ha segnato profondamente tutta la comunità dei nostri studenti e delle nostre studentesse oltre che noi, e vogliamo sempre testimoniare la vicinanza alla famiglia. Il Comune con la famiglia di Sara sta definendo un percorso di sensibilizzazione che coinvolgerà l'intera cittadinanza con particolare attenzione ai più giovani. Mi sono sentito in questi giorni con la mamma per realizzare in quel luogo in cui è successo ciò che non doveva accadere un punto che ricordi non solo Sara ma anche tutto quello che non deve essere. Le parole del fratello Claudio pronunciate all'interno del rettorato sono state particolarmente toccanti e non è mancato un appello al governo per nuove leggi chiare, dure contro i crimini violenti. Oggi noi vogliamo anche lanciare un appello al governo affinché vengano attenzionati questi crimini empi e scellerati con le forme più appropriate, cioè attraverso leggi ad hoc per i femminicidi e i reati di violenze contro le donne. Te lo promettiamo, dolce Saretta. Tutti noi saremo la tua voce che griderà sempre più forte per la tua giustizia. Sara vive! Le passioni di Carlo, il giovane di 23 anni ucciso durante una festa a San Gregorio nel Catanese. A sparare, lo ricordiamo, il padre che cercava di sedare una rissa tra invitati a una festa. Lorena Dolci. Il tennis e il padel, le sue grandi passioni, ma non disdegnava gli sci e le settimane bianche d'inverno. Amava lo sport e la vita all'aperto, Carlo Laverde, e poi le moto, le jeep, il fuoristrada, gli interessi di un ragazzo di 23 anni. Una vita spezzata nel più crudele dei modi, per mano del suo stesso padre durante una festa trasformata in inferno. Carlo è una vita ancora davanti, Carlo che nel cuore mescolava la gioia di vivere dei catanesi e l'allegria della madre, originaria di Porto Rico. Distrutti gli amici del liceo linguistico Lombardo Radice, i colleghi dell'Università di Catania dove studiava economia, la fidanzata storica insieme sin da ragazzini. Carlo ben voluto da tutti, che aveva cercato di mettere pace in quella festa forse nata male, nella villa di famiglia a San Gregorio affittata per i civimenti. Un 18° di sabato sera, tanti invitati, tutti giovani, alcuni imbucati. È a un certo punto che la tensione sale, si sfiora la rissa. Carlo chiede di chiamare i carabinieri, ma il padre Natale pensa di sistemare le cose a modo suo. Prende la pistola, un revolver regolarmente denunciato, e spara un paio di colpi in aria. È qui che la dinamica non è chiara. Qualcuno avrebbe provato a disarmarlo, forse il figlio, forse altri. Di certo si sa che partono altri 2 colpi. Uno centra in pieno il ragazzo che muore in pochi minuti, l'altro ferisce alla gamba un 30enne. Tutti si dileguano mentre i pochi rimasti aggrediscono l'equipaggio dell'ambulanza. I carabinieri trovano un corpo senza vita e un padre senza pace. Per lui l'accusa è di omicidio volontario, perché un uomo di 62 anni, imprenditore e padre, abbia tirato fuori una pistola davanti a centinaia di ragazzi è la domanda che tanti oggi si pongono, è lo strazio che lo tormenterà a lungo. E adesso cambiamo decisamente pagina, soccorritori da soccorrere. Anche se comunque parliamo di aggressioni, perché dopo i danni alle ambulanze di Monreale, San Gregorio e di Catania, il personale del 118 è stato coinvolto in un'ennesima spiacevole situazione. Un'operatrice è intervenuta, 3 mestieri nel Catanese, ed è finita in ospedale. Sentiamo Tonino De Mana.
Prima i mezzi danneggiati con ammaccature e lunotti in frantumi, poi le aggressioni verbali ed ora una soccorritrice del 118 che nel parapiglia generato da un tamponamento finisce in ospedale. Monreale, San Gregorio ed ora Tremestieri e Teneo, 3 situazioni diverse ed un problema vero. L'ultimo episodio si è verificato in via Carnazza al confine con Catania, è qui che un banale incidente stradale senza feriti si è trasformato in un episodio di cronaca nera con possibili ripercussioni giudiziarie per i protagonisti. Ad avere la peggio l'autista di un mezzo di soccorso della Croce Verde, colpevole soltanto di aver urtato un'auto. Da qui la reazione di un intero nucleo familiare che ha ferito al volto e alla mano il malcapitato. Attimi concitati dove sono volati calci, schiaffi e spintoni che hanno coinvolto una soccorritrice, a sua volta strattonata e finita a terra e poi al policlinico. Episodi inaccettabili che arrivano proprio dopo lo sfogo del presidente del 118 Riccardo Castro, registrato ieri sera. Sono ragazzi deputati davvero a soccorrere la nostra comunità, chi ha bisogno. Per l'1 maggio dalle 9 alle 12 in tutta la Sicilia è stato annunciato uno sciopero simbolico di 3 ore con l'applicazione di un adesivo nei mezzi di soccorso, lo vedete, in segno di rispetto e gratitudine per il lavoro che gli operatori svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione. E in mattinata alcuni pazienti nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania hanno dato vita a una rissa scatenata da un diverbio sulla priorità nel turno di accesso alla visita medica. Sono intervenuti agenti delle volanti della questura e nel tentativo di sedare la lite un sorvegliante è stato colpito da un uomo con un violento schiaffo al volto che gli ha procurato un trauma a un orecchio. L'aggressore, un 42enne di Mister Bianco, è stato denunciato per resistenza e per lesioni. I finanzieri di Sant'Agata di Militello, coordinati dalla Procura Europea di Palermo, hanno denunciato 5 imprenditori per truffa ai danni della Regione e sequestrato beni per oltre 800.000 euro. Gli stanziamenti finanziati dall'Unione Europea erano finalizzati a dei lavori di ammodernamento e ampliamento delle attività produttive nel settore della ceramica di Santo Stefano di Camastra. In realtà, attraverso un intricato scambio di fatture, le 5 aziende frodavano i fondi. A Catania, dentro vuota, fuori piena, il paradosso dell'isola ecologica di Picanello a Catania. Vi spieghiamo perché nel servizio di Tonino De Mala. Non è possibile che all'esterno delle isole ecologiche ci sono materiali di ogni genere e all'interno delle isole ecologiche le vasche sono vuote. Si sfoga davanti alle nostre telecamere Santo Russo, dipendente Gema, che ogni mattina all'apertura trova montagne di rifiuti, elettrodomestici, divani e persino cassonetti di Dasti e Gema davanti all'isola ecologica di Picanello. Inciviltà, provocazione o cos'altro, carrellati vuoti all'interno del centro comunale di raccolta, marciapiedi pieni all'esterno con la via Galatioto trasformata in una discarica a cielo aperto. È nell'orario di chiusura che gli incivili si scatenano, come conferma Santo Russo. Accade di più la sera. Quando noi chiudiamo non c'è niente davanti ai cancelli e poi la sera magari qualche furbetto di turno riesce a fare questo. Basterebbe poco per conferire rifiuti nell'isola ecologica, ma il paradosso potrebbe avere una spiegazione, questa. Il motivo potrebbe essere anche perché quando viene un utente a conferire presso le isole ecologiche noi gli chiediamo a chi intesta la tassa dei rifiuti e molte persone possibilmente non essendo che non sono in regola con la tassa dei rifiuti allora preferiscono non entrare e buttare correttamente i rifiuti all'interno delle isole ecologiche e magari lasciarle ovunque. Facile immaginare quindi che tanti catanesi non sono in regola con la tassa sui rifiuti. Capitolo controlli, inefficaci e poco risolutivi. Eppure, basterebbe spostare la telecamera di qualche metro o orientarla verso l'ingresso per stanare i furbetti e risolvere la questione. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per occuparci dell'Etna. Seconda parte di Sicilia 24, nuova eruzione dal cratere di sud-est dell'Etna con attività esplosiva da diverse bocche in cima al vulcano. Segnalata una ricaduta di lapilli nella zona di piano vettore sull'alto versante sud-occidentale dell'Etna. Nelle immagini girate con un drone, la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso che si disperderà a sud-ovest. L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta comunque al momento sull'operatività
capacità dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, anche se in mattinata è stato chiuso e subito riaperto uno degli spazi aerei dello scalo etneo. Allo Stadio Massimino di Catania oggi è scesa in campo la solidarietà per l'edizione numero 17 di Un Gol per la solidarietà, grande pieno di star del mondo della televisione, del web e del calcio, tutti contro il bullismo. Eva Spampinato. Il calcio d'inizio sotto un caldissimo sole di fine aprile, uno stadio pieno di gente, ragazzi, bambini, famiglie, tutti pronti a dire no al bullismo e sì al rispetto reciproco. Messaggio slogan dell'edizione numero 17 di Un Gol per la solidarietà. Era importante dare un segnale, abbiamo spesso detto che l'unico mezzo che abbiamo per poter combattere questi fenomeni negativi sono quelli di poter raccontare, parlare e divulgare. Sono troppi anni che si fa finta di niente, se noi possiamo aiutare in qualsiasi modo a farlo lo facciamo e siamo qui per questo. Lavorando con i ragazzi, soprattutto da 2 annetti a questa parte, la lotta contro il bullismo è uno dei temi che veramente mi tocca da vicino. Come ogni anno la manifestazione organizzata da Luca Napoli richiama a Catania gli amati volti della TV nazionale e siciliana, del web, del calcio e tanti altri amici per il quadrangolare tra le formazioni della Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, All Star Sicilia, Dream Team e Nazionale Giornalisti. Quando mi chiamano io arrivo perché è come stare a casa, anzi di più. Credo che il mio sorriso dica tutto, è veramente meraviglioso, va oltre l'emozione. Presenti il capo della Polizia Postale Marcello Labella, Don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas Diocesana di Catania, alla quale verrà destinata parte dell'incasso, e i rappresentanti delle forze dell'ordine del comune. Secondo me possiamo creare un dialogo col proprio figlio in modo che lui possa raccontarti qualunque cosa. Io e mia moglie cerchiamo sempre di informarli su tutto e vogliamo sempre che si comportino nel giusto modo. Ad arbitrare il primo match il 19enne Diego Alfonsetti, l'arbitro aggredito poco tempo fa durante una partita under 17 a riposto. Il calcio, ma lo sport in generale, non è violenza ma è divertimento. Chiedere aiuto non significa essere deboli, anzi essere più forti. Se c'è bisogno chiedete aiuto. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, vigilia di match per il Palermo che al Barbera affronterà il Südtirol nel giorno del 1 maggio. Rosanero quindi alla ricerca della continuità dopo il successo di Catanzaro. Marco Gullà. Umiltà è quella che predica il tecnico del Palermo Alessio Dionisi in vista del match di domani a Renzo Barbera contro il Südtirol. Il Palermo è carico, i 3 punti conquistati a Catanzaro hanno permesso di agganciare il 6° posto e adesso puntare anche al 5°. Ma Dionisi non vuole cali di attenzione, il tecnico invita a non sottovalutare l'avversario elogiandone l'organizzazione difensiva e la compattezza. Siamo consapevoli da sempre di quello che c'è intorno a noi e di quello che avremmo potuto ottenere dando più continuità. Ora è arrivato un momento delicato, come ho già detto la settimana scorsa, dal 5° al 10° posto possiamo arrivare 10º e possiamo arrivare 5º. Dipende da noi, come hai detto tu, dipende da noi. Dipendeva da noi prima, dipende da noi ora. Le partite non sono scritte prima, perché il Südtirol ad oggi è una squadra che è difficile da affrontare. Da gennaio ha fatto 20 punti. Dionisi dovrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Catanzaro, quindi Segre, Brunori sulla 3/4 alle spalle di Poyampalo. Buone notizie dall'infermeria di Francesco, è tornato in gruppo. Domani fischio d'inizio alle 15. Adesso a Catania, dove è crescente l'entusiasmo in vista dell'esordio nei play-off previsto per domenica alle 20 contro il Giuliano al Massimino. I rossazzurri non vincono in casa proprio dalla partita interna con i campani disputata nella stagione regolare. Marco Carli. Era il 26 gennaio e Guglielmotti, che potrebbe anche dare il suo contributo domenica nella prima dei playoff, indirizzava la sfida col Giuliano, ultimo successo interno del Catania che ha costruito il più che positivo finale di stagione lontano dal Massimino. Da 2 mesi circa un Catania nuovo, con tanti giocatori recuperati e anche un diverso modo di interpretare la partita, più cinico anche sulla base dell'avversario. A Potenza se ne ha avuto un esempio, baricentro basso per larga parte dell'incontro e comunque la vittoria. Quella che sarebbe il caso di ritrovare anche nello stadio amico,
motivo, detto che il regolamento prevede il passaggio del turno anche in caso di pareggio, vista la miglior posizione in classifica degli etnei rispetto al Giuliano. A proposito degli avversari, il Catania trova una squadra che segna 51 gol realizzati, ma anche che subisce 54 reti incassate contro le 34 degli etnei. I rossazzurri segnano pochi in casa, appena 18 gol, anche se subiscono pochissimo, 12 reti prese, solo l'Avellino neopromosso ha eguagliato gli etnei. L'obiettivo è provare a dare un impulso diverso alla vena realizzativa interna, anche perché per proseguire nei playoff l'effetto Massimino deve tornare determinante. A proposito di effetto Massimino, l'intera città si muove per garantire il proprio sostegno. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quello trascinante. Fino al 1 maggio alle 13 gli abbonati avranno la possibilità di acquistare il biglietto confermando il posto occupato durante la stagione regolare. Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi. Da giovedì sospensione della vendita per 2 ore, configurazione della pianta dei vari settori dello stadio per capire chi degli abbonati avrà confermato il proprio posto, e dalle 15 nuovamente il via per acquisire il tagliando. L'operazione playoff è già cominciata. Il nostro telegiornale finisce qui, adesso vi lascio all'appuntamento consueto per il mercoledì con il nostro direttore Michele Cucuzza per appuntamento con il sindaco. In studio come sempre Enrico Trantino, sindaco di Catania. Potrete continuare a mandare i vostri messaggi per fare delle domande al sindaco alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Per quanto riguarda il telegiornale, invece, il prossimo appuntamento con il TG è alle 19. A tutti un buon pomeriggio.